torna la fiducia e il Parlamento è stato finalmente convocato per il 22 maggio. In diretta da Pechino la corrispondente Giovanna Botteri. La convocazione il 22 maggio rappresenta una vittoria della battaglia contro il coronavirus per il governo di Pechino, un segno forte di normalità, di pagina che si volta, di ritorno alla Cina con i grandi sogni imperiali, anche se le cifre in questo momento sono fortemente negative. Il settore industriale è stato penalizzato, in particolare quello dell'acciaio, che vede un crollo del 46%, tutto quanto quel che riguarda la vendita al dettaglio ha subito una fortissima contrazione, e anche se le fabbriche riprendono a produrre, ci sono sempre meno clienti per comprare quei prodotti. Forse anche per questo è stata inaugurata questa mattina una nuova linea ferroviaria che collegherà Shenzhen in Cina con l'Europa, un treno super veloce, un treno cargo che dovrebbe portare in Europa i nuovi prodotti. Linea allo studio. Collaboratori